Ben ritrovati a InfoTV, lo spazio informativo commerciale dedicato alla promozione di enti pubblici e privati, delle aziende e delle attività commerciali del Nord-Est. Vediamo insieme i servizi speciali di oggi. Era il 1964 quando Renzo Sernagiotto avviava l'attività di meccanico d'auto. La sua abilità presto ha fatto sì che si guadagnasse il soprannome di mago dei motori. Il suo saper fare, oggi dopo 50 anni, vive ancora nei figli che portano avanti i sogni di papà, festeggiando insieme a tutta la famiglia la storia di un'azienda, concessionaria ufficiale Fiat, Alfa Romeo Lancia. Mio padre iniziò l'azienda nel 1964, mio padre era un preparatore di auto da rally e ha continuato questa attività fino al 1991. Poi il testimone sportivo è passato a mio fratello, che è tuttora un pilota, corre con Maserati, Ferrari, con i prototipi, di cui qui abbiamo esposto anche qualche pezzo. L'azienda si connota da prima con un'azienda artigianale, perciò ricalca un po' quello che è stata l'avventura veneta di molti imprenditori, perciò una grande passione, grande sacrificio. L'azienda che diventa parte effettiva della vita. La vocazione per l'auto sportiva è da sempre parte integrante della concessionaria Sernagiotto, che negli anni ha saputo ricercare tecnologia, innovazione e soprattutto passione. Sì, abbiamo voluto strutturare l'azienda appunto con queste due anime, l'anima commerciale d'attacco e poi l'anima tecnica, quella del post vendita, che poi è anche un po' il mio regno dove mi diverto, e quindi io, essendo anche del mondo dello sport, essendo un pilota, riesco a seguire con cognizione e con un po' di preparazione. Oggi la Sernagiotto è una delle realtà più importanti della provincia nel settore, che può contare su 11 dipendenti, una struttura ampia di 6.000 metri quadri. E come in tutte le belle storie è una donna, una mamma, ad intrecciare armoniosamente tutti i pezzi di un'azienda così longeva. Abbiamo lavorato talmente tanto che adesso ci sono i frutti, veramente. Più che i frutti, questa passione per i motori che ci porta a fare grandi cose. Diremo che è molto difficile andare avanti, però sai, con la volontà, la passione e l'impegno diremo che andiamo bene, dai. L'occasione dei 50 anni per noi è stata sia quella di una riflessione importante sulla nostra storia, ma anche quella di ripensare l'azienda in termini di futuro. Perciò abbiamo installato un nuovo centro revisioni, tecnologico, molto moderno, abbiamo ampliato tutta quella che è la zona di showroom, perciò anche la zona consegna nuova. Abbiamo fatto una serie di modifiche importanti all'azienda. La nostra è un'azienda familiare. Per quanto siamo cresciuti moltissimo in questi anni, vogliamo che rimanga un'azienda familiare. Qui abbiamo molti clienti, ma i nostri clienti sono effettivamente anche amici. Un 50° anniversario trascorso con spettacoli di freestyle motocross e brindisi in musica, insomma perfettamente in linea con le passioni che hanno caratterizzato da sempre la famiglia Sernagiotto. Un bando da 80.000 euro. La provincia di Treviso lancia una nuova iniziativa. Il progetto coinvolge un'industria, Confartigianato, Casartigiani, CNA. Un bando pubblico per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico negli impianti termici. Intervento concreto per le famiglie, non solo emozionale, ha sottolineato Muraro. Per l'abbattimento del PM10 e PM2,5 noi abbiamo voluto operare concretamente da ottobre a maggio, quando ci sono impianti di riscaldamento accesi. Questo dà la possibilità alle famiglie di sostituire l'impianto obsoleto vecchio con più di 10 anni, per cui non sono impianti a condensazione con risparmio energetico ed emissione dell'atmosfera, dà la possibilità alle singole famiglie ma anche ai amministratori di condomini. Presentati anche i risultati dell'edizione 2013. L'anno scorso 200.000 euro, abbiamo avuto più possibilità. Ricordo che i tre governi Monti, Letta e Renzi ci hanno portato via tributi propri per 30 milioni di euro, e questa è la situazione drammatica che mi trovo nel mio bilancio, però quest'anno abbiamo voluto riformulare questo progetto. L'anno scorso 200.000 euro che insieme a un lavoro fatto con i sindaci che hanno contribuito con altri 85.000 euro siamo stati in grado di dare una risposta a 262 famiglie su 300 che ci avevano fatto una richiesta. Sì, un grandissimo risparmio per quanto riguarda l'ambiente, un risparmio che cerchiamo di far arrivare nelle tasche dei trevigiani, e soprattutto tanto lavoro anche per le ditte e gli artigiani della provincia di Treviso. Questo è un bando che va in coda a quello che si è chiuso a maggio 2014, tanto è vero che verranno ammessi a contributo
tutti gli interventi fatti dal 1 giugno 2014 al 15 dicembre 2014. Abbiamo cercato di rendere il bando molto semplice, poco burocratico, proprio per rendere la vita più facile ai trevigiani. Abbiamo ripartito questo progetto in maniera proporzionale agli amministratori di condominio. Per la sostituzione delle caldaie condominiali un intervento di 2.500 euro per impianto, dall'altra parte anche per quanto riguarda l'aspetto delle singole famiglie 500 euro per la sostituzione delle caldaie in impianti privati e anche per coloro che inseriscono delle valvole di regolazione con termostato per gli impianti, sempre per risparmiare. A questi contributi possono accedere ovviamente tutte le famiglie trevigiane. Chi ha già effettuato gli interventi, come dicevo, dal 1 giugno, presentando i dati relativi alla caldaia che è stata sostituita e la caldaia che è stata installata. Presentando la fattura si può fare richiesta di liquidazione e in tempi brevissimi verrà data risposta e verranno erogati i finanziamenti. Notevole risparmio e abbattimento drastico di PM10 e CO2. Grazie per essere stati con noi. Non perdete il prossimo appuntamento con una nuova puntata di InfoTV.